Prosegue il percorso verso la Donata Nazionale degli Alpini 2024 che oggi a Venezia aggiunge un altro passo ufficiale. A Palazzo Balbi è stato firmato il documento di adesione al Comitato d'Onore della massima manifestazione alpina che si terrà a Vicenza dopo 33 anni dal 10 al 12 maggio. Attese oltre 500.000 di persone, per cui la Regione e il Comune hanno messo paritariamente oltre 600.000 euro di investimenti. Sarà una manifestazione che vorrà dare un messaggio di speranza ai giovani, all'insegna del rispetto delle donne. Costruire qualcosa di positivo e di attenzione nel rispetto, ecco, del genere femminile, che per noi è fondamentale, perché guardate che gli alpini le donne le hanno come principio sempre rispettate. La mamma amorosa, la figlia, sono cose che per noi hanno un valore importante. Adesso tra l'altro al nostro interno, con l'avvento del servizio volontario, abbiamo anche tante ragazze che sono all'interno dell'associazione in termini veramente operativi, e abbiamo tanti tra gli amici aggregati, direi che quasi il 50% sono donne. Abbiamo preparato una serie di gruppi di lavoro che stanno lavorando nelle varie tematiche legate alla Dunata, quindi dalla viabilità, i trasporti, la mobilità, le mostre e gli eventi che avverranno nei famosi 3 giorni della Dunata. La protezione civile con la cittadella della protezione civile che sarà a Campo Marzio, e la cittadella anche militare degli Alpini che sarà assieme in tutta la zona centrale di Vicenza. Per dare un'idea abbiamo fatto in modo che tutte le attività sportive, anche delle squadre più piccole, in quel weekend non si tengano in città e vengano ospitate, che tutte le nostre squadre giochino in trasferta, solo per darvi il senso, insomma, della difficoltà, ma siamo anche certi che sia uno sforzo che vale veramente la pena di fare, perché sarà un grande evento, un grande appuntamento per tutto il territorio.